ci sarà un'assemblea molto attesa e forse anche burrascosa. La previsione di Giovanni Schiavon in vista dell'appuntamento del 18 aprile, assemblea annuale dei soci di Veneto Banca, la prima dopo la bufera giudiziaria che ha investito l'Istituto di Credito Trevigiano. L'ex presidente del Tribunale di Treviso ne parla nella sua nuova veste di numero 1 dell'associazione azionisti, già 200 nei primi 10 giorni di apertura delle adesioni, ma il numero sembra destinato a crescere, tanto che per il debutto di sabato mattina è stato prenotato un cinema a Spresiano. Nessuna intenzione di fare class action, azioni ostili. Noi siamo un'associazione di tipo collaborativo, vogliamo essere la voce dei soci. Niente a che vedere dunque con le iniziative a tutela dei consumatori recentemente intraprese per affrontare il problema della vendita delle quote. Se vogliono andare via, loro lo fanno, ma devono farlo consapevolmente, non sotto il timore, per il timore della perdita di risparmi di una vita. Una voce che vorrà farsi sentire, soprattutto adesso che sul tavolo giacciono dossier cruciali, dalla trasformazione in SPA allo studio sulle fusioni, e l'opinione personale di Schiavone che vada evitata un'operazione del genere fra Treviso e Vicenza. Il problema dei dipendenti, il problema della sovrapposizione, il problema del servire aree in gran parte coincidenti, e poi anche i tipi di problemi. Credo che Veneto Banca abbia gli stessi problemi più o meno di Popolare di Vicenza.